amici di Volley Veneto Benacus, bentrovati in questa settima giornata di campionato, partita importantissima qui a Bardolino tra Volley Veneto Benacus e una delle formazioni sicuramente più interessanti e forti del campionato di Serie B, la Asola Remedello. Questa formazione viene da 4 vittorie e 2 sconfitte, terza in classifica, una formazione quindi che scende qui a Bardolino molto interessante e molto forte. Vedremo cosa sapranno fare i ragazzi di Adriano Pinto contro questa squadra. Siamo tutti curiosissimi di vedere come si comporterà la formazione di casa contro questa bellissima squadra. Ovviamente non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni. Di certo è che comunque il giocatore numero 4 Alberto Bandiera e il giocatore numero 10 Paolo Guardavascio, pur essendo nel roster, sicuramente non verranno impiegati in questa partita perché Coaching ha deciso di tenerli a riposo per dei piccoli risentimenti che ci sono stati durante la settimana e quindi ovviamente precauzionalmente, pur essendo nel roster, pur essendo in squadra, questi due giocatori probabilmente non vedranno il campo. Siamo in attesa di vedere gli starting six delle due formazioni. Stiamo attendendo come voi. Eccoli qua le due squadre. Allora, la formazione è tipica di Volley Veneto Benacus con il numero 12 Davide Pietroni al palleggio in opposizione a Mirko Testagrossa, schiacciatori Magalini Alberto e il numero 3 Mattia Cerfogli. Dalla centrale il capitano Cristian De Agostini e il numero 6 Giulio Romagnoli. Risponde la formazione avversaria con Lorenzo Marasi al palleggio, con il numero 1 Luca Fellini schiacciatore, con il numero 7 Cristian Vigaglio, con il numero 3 Carlo Mor, con il numero 11 Federico Marconato e con il numero 4 Emanuele Roberino. In questo momento la formazione ospite, la formazione di casa si porta sull'1-0. Al servizio Cristian De Agostini. Magalini porta 2 punti dopo un'ottima difesa della formazione di casa, è riuscita ad annullare con il Cristian De Agostini con il suo bagger il pipe avversario. 2-0 per la squadra di casa. La palla di De Agostini cade sulla rete, 2-1. Al servizio il giocatore numero 3 Carlo Mor. Magalini buona la ricezione.
avversaria. Non riescono a intervenire i giocatori di Asolo Remedello. 3-1 per la squadra di casa. Mirko Testagrossa al servizio. Di Mirko Testagrossa, 4-1. Ancora nel campo di Remedello. Altro errore in attacco dal giocatore numero 4 Emanuele Rodella, che è arrivato male in corsa e ha permesso quindi a Mirko Testagrossa di uscire ancora fuori dal campo per il suo servizio in questo inizio di primo set. Volley Veneto 5-1 e naturalmente la panchina di Asolo Remedello. Asolo Remedello chiama il time out. 5-1. 5-1 ancora Mirko Testagrossa al servizio, buona la ricezione della squadra ospite che attacca, grande difesa di Volley Veneto. Questa volta è un muro su Matteo Cercoli da parte dei giocatori ospiti che portano a 2 punti e permettono al giocatore numero 6 Alessandro Giulio di andare fuori dal campo per il suo servizio. Sfiorato il pipe di Alberto Magalini, 5-4. Si rifanno sotto la squadra ospite. Mattia Certogli mette giù la palla del 6-4 e toglie dall'impasse la squadra di Adriano Sì. È proprio l'autore di questo punto. Buona la ricezione di Asola. 5-6. Viene chiamata dentro. 6 pari. 6 pari.
Al servizio il giocatore numero 4, Emanuele Rodella. Grande attacco di Magalini, 7-6, da posto 4. Il schiacciatore di Volley Veneto mette giù una palla fortissima. Annulla e valso il tentativo della squadra alla rete di Giulio Romagnoli. Loro fortunatevi, era arrivato il foglietto sbagliato. Devo correggere un pochino di nomi. Daniele Mattinzotti adesso al servizio il giocatore numero 17. Viene chiamata invasione da parte della formazione di Asolo Remedello. Attacco del giocatore numero 1 Luca Fellini. Palleggio Lorenzo Marasi al servizio. Grande attacco di Cristian D'Agostini, 9-8 per Volley Veneto Benetton. Di Alberto Magalini, 10-8 sul giocatore numero 4 Emanuele Rodella, che non è riuscito a trattenere il pallone. Ancora Magalini, questa volta la palla cade sulla rete, 9-8. Al servizio il giocatore con il numero 1 Luca Fellini, schiacciatore di Asola Remedello. Una palla un po' ingenua persa dai giocatori di Asola, che non sono riusciti a trattenere una schiacciata non fortissima di Mirko Testagrossa in appoggio dall'altra parte. 11-9. Cristian D'Agostini al servizio. Salvataggio con la mano di Volley Veneto Benacus, 12-9. Pallone fuori in attacco di Alberto Magalini in pipe, 10-12.
Al servizio del giocatore numero 3, il centrale Carlo Mor. Grande attacco di Giulio Romagnoli e mette giù il pallone del 13-10, più 3 per Volley Veneto. Mirko Testagrossa al servizio. Attacco centrale del giocatore numero 17 che mette giù il pallone del 13-11. Del giocatore Mattia Cerpolli, 14-11. Grande attacco da posto 4 delle schiacciatori di Volley Veneto, ben imbeccato dal numero 12 Davide Pietroni. Non se l'è fatta dire due volte, schiacciato nella zona centrale del campo il diagonale. Molto bello il pallone giocato da Mattia Cerpolli, è proprio l'autore di questo punto al servizio. Sulla rete 14-12. Servizio il giocatore numero 4 Emanuele Rovella. A 13, a mio parere comunque c'era un'infrazione di piede. A mio parere c'era una infrazione di piede. Aveva toccato la linea prima di mollare il pallone. Ancora Rovella al servizio. Fatto di Balzo Magaluria, tutto braccio. Ancora a mio parere aveva toccato con il piede per la seconda volta durante il servizio. Non è dello stesso parere l'arbitro di questo incontro. A 14 sta giocando sul punto a punto questa partita dopo una tappa scoppiettante di Volley Veneto. La formazione di Asola Remedello ha preso le misure e sta ribattendo a colpo su colpo alle giocate dei ragazzi di Adriano Fini. Al servizio il giocatore numero 17 Daniele Mattensoci. Pallone sulla rete anche per Mattensoci. 16-14. Rientra il giocatore numero 8, il libero Andrea Pignatelli. Al servizio invece il nostro palleggiatore Davide Pietroni. Mirko Testagrossa porta a più 3 la formazione di Cador 17-14. Dopo che la formazione di Asola Remedello non ha approfittato del servizio di Davide Pietroni, l'attacco del giocatore numero 3 Carlo Moro non era stato efficace, ne ha approfittato subito per fare un break Volley Veneto. Ancora Davide Pietroni al servizio. Palla fuori, l'attacco del giocatore numero 6 Alessandro Ziglia, l'opposto della formazione di Asola Remedello,
tocca da posto 2 e sbaglia il lungo linea buttandolo fuori. 14-18 o 18-14. Ancora Davide Petroni al servizio. Questa volta il numero 2 di Mirko Pescagrossa e Cristian De Agostini non trattiene. 18-15. Al servizio il palleggiatore numero 2 Lorenzo Marasi, che si prepara fuori dal campo per il suo servizio. Attacco sulle mani alte di Alberto Magalini, 18-15, 19-15, scusate. Non riescono a gestire con il bagger il giocatore di Angelo Remedello, Luca Pellini, che aveva cercato di far attaccare il proprio compagno. Subito ha chiesto time out dalla panchina di Asola, quando Volley Veneto è avanti di 5 punti in questo primo set, 20-15. Rientrano in campo le due formazioni, 20-15. Ancora Alberto Magalini al servizio. Vediamo se ci sono state dei cambi. No, assolutamente nulla. Quindi Alberto Magalini ritorna fuori dal campo per il suo servizio. 20-15. Muro del numero 6 Mattia Cercoli, coadiuvato da capitano Cristian De Agostini. 21-15. Un bel muro sull'attacco di posto 2 avversario. Una bella mano invadente di Mattia Cercoli consente alla formazione di Volley Veneto di portarsi sul più 6. Questa volta l'attacco del numero 1 Luca Pellini è efficace. Si sono lasciati un pochino intortare, come si suol dire, i giocatori di Volley Veneto, non intervenendo su un pallone che a nostro parere era non di estrema difficoltà. Butta però il pallone sulla rete il giocatore numero 1 Luca Pellini, spreca tutto quanto di buono ha fatto vedere. Sostituzione, entra Gatti al posto di Cristian De Agostini sul 22-16. Per il servizio pallone lungo di Davide Gatti, 22-17. Al servizio del giocatore numero 3 della formazione di Asola, Carlo Mer. Palla fuori anche di Mor, 23-17. Al servizio Mirko Testagrossa.
Giulio Romagnoli dopo un batte e ribatti da una parte e dall'altra, 24-17. Mirko testa grossa, ancora al servizio. Pallone fuori, 24-18. Entra il giocatore numero 10 al posto del giocatore numero 6 Ziglia, quindi Mattia Fondrieschi. Esce il giocatore numero 2 al posto del giocatore numero 5 Francesco Maggi. Errore del giocatore numero 5 che sparacchia malissimo Francesco Maggi, il pallone fuori dal campo, finisce 25-18. Eccoci ritornati per questo secondo set, ricordiamo il primo chiuso 25-18 per i padroni di casa. Alberto Magalini al servizio in questa seconda frazione di gioco.
ed è un ace di Alberto Magalini, grande colpo che permette subito ai padroni d'Italia di andare sull'1-0. Buona la ricezione, possibilità di attacco per Tribù. Palla fuori di Giulio Romagnoli, 1-pari. Ho atteso di guardare la comunicazione dell'arbitro, perché mi sembrava che forse ci fosse stato un tocco, probabilmente no. Dalla mia posizione probabilmente non l'ho visto bene. 1-pari. Al servizio del giocatore numero 3 Mor di Asola, Magalini. Primo tempo di Cristian Di Agostini, 2-1 per i padroni di casa. Cristian De Agostini è proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo. Risponde il numero 11, il centrale Federico Marconato, 2-pari. Grande attacco del Mirko Testagrossa, 3-2. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Un rigore praticamente nelle mani di Asula. Che sbagliano un pallone facilissimo e permettono ancora a Voli Veneto Benacus di andare fuori dai 9 metri per il loro servizio. Però veramente ingenuo questo pallone sbagliato dai ragazzi di Asola. Questa volta il muro di Voli Veneto non trattiene l'attacco della squadra ospite, 4-3. Servizio Remedello. Primo nel campo di Voli Veneto. Viene chiamata la trattenuta, il pallone salvato da Voli Veneto. 4 pari. Viene chiamata accompagnata. 4 pari. Ancora Alessandro Zilia al servizio. E Magalini stacca le mani del muro avversario con un pipe da 6-3 e porta a 5 punti di Voli Veneto Benacus. E concede al giocatore numero 3 Mattia Cercogli di andare fuori dal campo per il suo servizio.
difficoltà in ricezione per la formazione di Angelo Benedetto. Ancora Mattia Cerpogli al servizio. Questa volta il pallone di Cerpogli esce. 6-5. Al servizio il giocatore numero 17 Daniele Mattinsoci. Spero di pronunciarlo giusto. Magarini 7-5. Giulio Romagnoli si è sostituito al palleggio dando una bellissima palla a Magarini che ha approfittato del proprio attacco. Purtroppo Giulio Romagnoli butta la palla sulla rete. 7-6. Alberto Magarini questa sera è la remida, qualsiasi pallone che tocca, appunto 8-6, va bene così. Davide Pietroni al servizio, il palleggiatore di Volley Veneto. Palla ancora in gioco. Mirko testa vostra che cerca il manicure. 9-6. Ancora Davide Pietroni al servizio. La palla nel campo di Asola che ha la possibilità di attaccare. È un muro di Magarini. 10-6. Vediamo se viene chiamato time out sulla panchina di Asola. Al momento no. Ancora Davide Pietroni al servizio. Grande muro di Alberto Magarini, transangolistico assieme a Cristian Agostini hanno permesso alla formazione di Volley Veneto di andare sul più 4. Ancora Davide Pietroni al servizio. Palla nel campo di Asola. Errore del giocatore numero 4. Emanuele Ravella che ha appoggiato malamente sulla propria rete un pallone facilissimo. 11-6 e ancora Davide Pietroni fuori dal servizio. Time out questa volta chiesto dalla panchina di Asola. Più 5 per Volley Veneto Benetton. Ci sentiamo fra 30 secondi. A 6 più 5 per Volley Veneto, rientrano in campo le due formazioni.
Pietroni al servizio. Questa volta il giocatore numero il giocatore numero 6 Alessandro Zilia da posto 4 mette giù il pallone dell'11-7. Al servizio il giocatore numero 1 Luca Fellini. È l'errore di Alberto Magalini, 11-8. Tribò nel campo di volley Veneto. Testa grossa, mette a posto tutti. 12-8. Alberto Magalini al servizio. Errore di Mattia Cerfogli che non riesce a far passare il pallone. Sostituzione del giocatore numero 3 Carlo Mor con il giocatore numero 18 Cristian Pellegrino per il servizio. Diciotto. Errore dal posto 4. 18, sì. 18 Cristian Pellegrino. Sì, mi chiedono ritorna, esce fuori il giocatore numero 18 Pellegrino, rientra Carlo Mor. Cristian De Agostini al servizio, buona la ricezione di Asola. Il numero 2 di Mattia Cerfogli e di Giulio Romagnoli non trattiene l'attacco, 13-10. Al servizio il giocatore numero 6 Alessandro Ziglia al posto di Asola Remedel. Attacco centrale di Giulio Romagnoli, 14-10. E Mirko Testagrossa va fuori dal campo per il suo turno di servizio. Mirko Testagrossa al servizio. La palla ancora nel campo di Asola. Ancora Muro che trattiene l'attacco. Questa volta Romagnoli e Cerfogli non riescono a trattenere l'attacco da posto 2. Quindi 14-11. C'è stato un po' di confusione al tabellone, 14-11. Al servizio Rodella. 14-12, ex di Rodella. Giulio Romagnoli
ancora Emanuele Rodella al servizio. Ancora nel campo di Adler. Non è passato il pallone, dice il primo arbitro. Non è passato il pallone, dice il primo arbitro. L'arbitro ha detto quarto tocco, non è passato il pallone. 15-12, proteste dei giocatori di Adler. Vediamo se sono acquietate le proteste e si possa ricominciare a giocare. Attacco del giocatore numero 17, il centrale Daniele Mattinsocci. 15-13. Entra in campo Paolo Guardabascio sul 15-13. Inizio 14. Ancora Magarini, 16-14, da posto 4. Dopo il primo tentativo non riuscito, nel secondo riesce a mettere il mani fuori. Giulio Romagnoli al servizio. Muro del centrale di Agostini sul numero 3 Carlo, sul numero 4 Carlo Moro. 17-14. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Questa volta Mor mette giù la palla del 17-15 e concede al giocatore numero 2 Lorenzo Marasi, il palleggiatore regista di Asola Remedello, di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Grande tocco ancora di Alberto Magalini, più 3 per Volley Veneto Benacus. Pietroni al servizio. A 16, 18-16. Al servizio il giocatore numero 1 Luca Fellini.
free ball nel campo di Asola. Viene data invasione a Volley Veneto, 18-17. Time out, chiesto subito dalla panchina da parte di Adriano Fini. 18-17, 30 secondi di pausa. (18-17), si rifà sotto Asola a Remedello. Errore di Asola, 19-17, ancora sul posto 4. Sostituzione sul 19-17, esce il giocatore numero 2, il palleggiatore Lorenzo Barasi, ed entra il giocatore numero 10 Mattia Fondrieschi. Alberto Magalini al servizio. (19-18). Il servizio anche da parte di Asola Remedello, 20-18. Cristian Diagostini al servizio ed entriamo nella zona calda del set, 20-18, ancora molto equilibrio. Peccato, Mirko Testagrossa e Giulio Romagnoli non riescono ad appoggiare sul loro muro l'attacco avversario. 20-19. Al servizio Asola con il numero 6 Alessandro Zidia, scusate. Grande lungolinea di Mirko Testagrossa, 21-19. Intanto era entrato, non me ne ero accorto, il numero 3 Mattia Cerfogli al posto di guardabascia. Testagrossa al servizio, 19-21. Siete 20-21. 20-21. Al servizio il giocatore numero 4 Emanuele Rovella. È entrato anche Daniele Cro al posto di Davide Pietroni.
22-20. Giulio Romagnoli ha messo giù un bellissimo pallone ben servito da Daniele Cro. 22-20. Al servizio Mattia Cerfogli. 23-20, grande muro di Daniele Cro. Ancora Giulio Romagnoli al servizio, scusate, Mattia Cerfogli al servizio. 23-20, ma viene chiamato time out dalla panchina di Azola Remedello, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni. Mattia Cerfogli al servizio, 23-20. Ricordiamo 25-18 il primo set. Molto più equilibrato questo secondo parziale. Adesso va a protestare il secondo palleggiatore, è entrato il giocatore numero 10, Mattia Fondrieschi. 24-20. Ancora Mattia Cerfogli fuori dai 9 metri. Ed è 25-20. Chiude così Mattia Cerfogli. 25-20. E abbiamo 3 minuti di pausa.
campo le due formazioni con una novità. L'Asola Remedello mette in campo il secondo palleggiatore, colui che aveva chiuso il set nel numero 10, Mattia Fondrieschi. Vediamo se poi ci sono stati altri movimenti. No, al momento no.